Il 15 giugno al Centro Medico San Biagio di Fossalta di Portogruaro c'è stata l'inaugurazione di alcune apparecchiature di nuova generazione, quali la risonanza magnetica aperta ad alto campo e dei laser per la cura dei difetti della vista. Vediamo il servizio di Elisa Borri. Dottor Martina, oggi presso il suo centro sono stati inaugurati 2 macchinari. Sì, oggi abbiamo inaugurato 2 novità nel Triveneto, una risonanza magnetica ad alto campo aperta per pazienti claustrofobici, per bambini e per persone di grossa corporatura, per non dire obesi. E poi una macchina, un laser per gli occhi, che permette di buttare via gli occhiali per sempre, di correggere la miopia, l'astigmatismo e l'ipermetropia. Il vostro centro è anche convenzionato, giusto? Sì, noi siamo accreditati col sistema sanitario regionale, anche di recente, e per la diagnostica per immagini. Oggi è stato inaugurato qui al centro San Biagio un nuovo macchinario di oculistica principalmente. Qual è la sua funzione? Allora, questo è una suite perché è costituita in realtà da 2 laser, un laser a decimeri ed un laser a femtosecondi. La funzione di tutta questa apparecchiatura è quella di correggere i difetti visivi, che sia la miopia, l'astigmatismo e l'ipermetropia. Come funziona in particolare questo macchinario, questa nuova tecnologia? Allora, guarda, il paziente si stende su quel lettino e viene prima approcciato da questa prima attrezzatura. Questo è il laser a femtosecondi, è un laser che serve alla preparazione dell'occhio per l'intervento. Questa macchina fa quello che una volta faceva un bisturi particolare, e la differenza che si ha quando viene fatto con un laser è la precisione, che è altissima, abbiamo scarti di millesimo di millimetro nella precisione di questo laser, e poi anche la sicurezza. Il bisturi, una volta qualcosa poteva andare storto, con il laser, anche se va storto qualcosa, non succede assolutamente nulla, non c'è un rischio per il paziente successivo poi all'intervento. Una volta preparato l'occhio con il laser femtosecondi, si passa sul laser cosiddetto a decimeri, riesce a correggere difetti visivi con una rapidità eccezionale, una diottria viene trattata in 1,4 secondi, per cui immaginate, fate un rapido calcolo, per esempio 3 diottrie, che può essere un difetto medio, in 4,5 secondi vengono eliminate. Dottor Petrucci, qual è la caratteristica che differenzia questo macchinario rispetto alla classica risonanza magnetica? Allora, intanto si parla di risonanza magnetica ad alto campo. Questa qui è una risonanza ad alto campo aperta, no? Questo consente di avere una maggior disponibilità di offerta per le persone, perché sia le persone di grossa corporatura, che anche pensiamo ai bambini o a comunque chi soffre di claustrofobia, qua riesce a fare l'esame offrendo una prestazione da risonanza magnetica ad alto campo. Quindi per lo studio del cuore, gli studi angiografici, abbiamo le bobine per fare la risonanza della mammella, sono tutti esami che vanno per forza eseguiti con un'apparecchiatura ad alto campo proprio per una questione tecnica, ecco. Quindi con questa riesce ad abbinare l'esame, facile, fra virgolette, consentito dal fatto che la macchina è aperta, come potete ben vedere, no? E dalle prestazioni di una macchina ad alto campo.